Stavano versando il denaro, ma in pochi attimi hanno sentito la voce dei banditi e si sono trovati di fronte le canne delle pistole. Istanti terribili e la paura di trovarsi a terra in un lago di sangue. Ore 8:45 nei pressi della filiale di Intesa San Paolo in via Borgo Treviso a Castelfranco Veneto. Ad agire due malviventi con il casco che li rendeva irriconoscibili, armati di pistola e capaci di fuggire senza lasciare traccia, con un bottino che dalle prime stime ammonterebbe ad oltre i 15.000 euro. Ad essere presi di mira dai rapinatori due dipendenti della cooperativa che si occupa del versamento in banca degli incassi delle macchine per il pagamento del ticket dell'ospedale di Castelfranco Veneto. Un colpo studiato nei minimi dettagli. La banda sapeva dove e quando colpire. Non è un caso infatti che, secondo quanto riferito dagli investigatori subito giunti sul posto, i banditi avrebbero seguito con uno scooter bianco l'auto della cooperativa, una Peugeot 205 Van, fino a destinazione. E quando la vettura si è fermata di fronte alla banca, poco prima delle 9, il blitz e la minaccia di consegnare ai banditi un trolley che conteneva il denaro dei punti gialli delle sedi ASLA della Castellana. Poi la fuga, lasciando le vittime sotto shock. Dopo l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri di Castelfranco che hanno raccolto le testimonianze e setacciato la zona, oltre a predisporre posti di blocco nell'area. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di individuare i responsabili.